Diciamo che in questi anni l'influenza milanese c'è sempre stata. Io credo che sia arrivato il momento che basta, insomma. Allora, i veneti decidono che il miglior candidato è Alberto Stefani, basta. Ma a Milano non piace, affari nostri. Spero che la dirigenza del mio partito sia in grado anche di dire dei bei no sonori, insomma. I lombardi si facciano gli affari loro, noi ci facciamo gli affari nostri. Siamo fratelli, però io mi devo preoccupare della tenuta della Liga Veneta, innanzitutto. Autonomista duro e puro Bulldog Marcato, anche se significa mandare un messaggio forte alla Lega Lombarda. Basta con le ingerenze da Milano sulla partita più delicata della Liga in Veneto da anni a questa parte. Si scrive regionali, si legge futuro del Carroccio, con un Alberto Stefani sempre tra i più accreditati come candidato governatore, se alla fine l'ago della bilancia a Roma penderà per il Carroccio e non per Fratelli d'Italia. A rimescolare le carte però spunta un sondaggio SVG condotto tra 1000 veneti sul gradimento dei leghisti, che vedrebbe premiati prima di Stefani, tra fiducia e notorietà, Massimo Bitonci, altro nome sempre più in pole position, e poi Mario Conte e lo stesso Marcato. Sondaggio però che nell'assessore suscita molte perplessità. Sul fatto che Stefani sia ultimo. Cioè, non so, mi sembra un po' tirata questa cosa. E non vorrei, adesso mi prenderò sicuramente, ma non vorrei che fosse fuoco amico questo. Nel senso che probabilmente il committente non è un fan di Alberto Stefani. Il segretario, da par suo, ha ben altre gatte da pelare, perché prima del nome più atteso c'è da scegliere la squadra dei consiglieri al voto. Oltre 100 autocandidature arrivate alla sede regionale per una scrematura che dovrà deciderne 55 e la consapevolezza che il numero di 34 a Palazzo Ferrofini, ottenuto nel 2020, sarà irripetibile. Anche per questo Marcato suggerisce a Stefani una metodologia. Io credo che comunque se i consiglieri uscenti desiderino ricandidarsi debbano avere una sorta di, non dico lascia passare, ma insomma un punteggio maggiore rispetto a chi consigliere non è, perché la prossima sarà una legislatura molto difficile, anche la maggioranza sarà spezzettata, per cui servono consiglieri che abbiano un'esperienza amministrativa tale da poter reggere alle pressioni dei prossimi 5 anni. Ecco perché secondo Marcato serve una lista Lega forte e non drenata di voti. L'assessore ribadisce la sua posizione critica sulla lista Zaia, la stessa che, lanciata dallo studio di Ring, aveva alzato il polverone nel Carroccio. Tra le reazioni più forti c'era stata nei giorni scorsi quella del capogruppo della Liga in Regione Giuseppe Panna, che aveva detto: non si sputa sul piatto dove si mangia. Il discorso